La cantina produttori si trova a Cormons, una piccola cittadina della provincia di Gorizia, nel cuore del Coglio. Cittadina di stampo asburgico, contornata da piccoli e caratteristici borghi sul confine con la Slovenia. Qui poca è la distanza dai monti e dal mare. Il microclima unico si sposa perfettamente con la marna, detta anche ponca, che è il caratteristico terreno del Coglio, ideale per la coltivazione della vite. Il Coglio è l'estrema appendice nord-orientale italiana, una mezzaluna di discese e di salite esposta a mezzogiorno, incastonata tra la Slovenia e l'Italia. Incorniciata ad est dal fiume Iudrio e a sud dal fiume Isonzo. Simile, come caratteristiche, la zona DOC Colli Orientali, dove si produce il Picolit, un vino importante per la cantina, un vitigno autoctono coltivato già dagli antichi romani. Altra zona dove opera la cantina è la DOC Isonzo. Le caratteristiche di questo terreno cedono alla vite sali e profumi che rendono i vini prodotti delle eccellenze. La cantina sociale di Cormons si colloca all'interno di questo territorio. Nasce il 29 dicembre 1968 con una capienza di 40.000 quintali. Poi, nel 1978, cambia ragione sociale in Cantina Produttori Cormons, grazie alla lungimiranza di alcuni viticoltori cormonesi e al supporto del ERSA. I vari presidenti che si sono succeduti sostennero da bel principio che il futuro della vite e del vino non era legato ad effimere mode, ma alla tenace valorizzazione del proprio territorio. Quanti soci ha la cantina oggi? La cantina Produttori Cormons a quest'oggi conta oltre 150 soci, tutte aziende dimensionate, di medie e piccole dimensioni, che assieme comunque sviluppano un totale di oltre 450 ettari di vite. Nel 1973 furono portati in cantina 16.000 quintali d'uva. Cosa è cambiato oggi? È cambiato che appunto il numero di soci è aumentato, è aumentata la superficie anche per il singolo socio come media per la singola azienda e ci stiamo attestando attorno ai 45.000 quintali di media.
si creò un disciplinare per stabilire la quantità da produrre per ogni ettaro coltivato, quello che oggi si chiama quaderno di campagna. La struttura ricettiva è cambiata? E se sì, come? Sì, la struttura ricettiva inizialmente era formata esclusivamente dalla superficie muraria con delle vasche in cemento vetrificate e man mano si è ampliata così fornendosi di queste botti in legno, Rover di Slavonia, e un ulteriore capannone dove c'è la fermentazione che viene fatta rigorosamente a freddo, quindi con dell'inox termocoinventato, ed è cambiato anche il sistema di pressatura, che si fa una pressatura soffice, quindi non più le vecchie vasche Vaslane a rotazione, ma un sistema tipo il sistema Bucher con una membrana pneumatica che lavora a circa un'atmosfera e mezza di pressione, quindi fa una spremitura molto soffice. Il mercato, all'epoca, richiedeva vini come Sauvignon, Chardonnay, Pinot Grigio, ma i vini prodotti in queste zone erano Pinot, Tokai, Malvasia e Ribolla, vini che erano poco appetibili sul mercato. Fu così che, dall'uvaggio di queste uve, fu vinificato un vino frizzante, e, non potendolo chiamare né Tokai, né Malvasia, né Pinot, fu chiamato Cormorano. Ne vennero immesse sul mercato circa 600.000 bottiglie. Quali operazioni e investimenti intendete fare per il futuro? In particolare abbiamo cercato già di sviluppare un nostro negozio ben fornito qui presso la sede, nonché a pochissima distanza un locale di somministrazione di cibi e con la possibilità di degustazione, mentre qui c'è solo la pura vendita. C'è un'intenzione ancora di appena riusciamo così ad avere anche la gestione diretta, perché è preciso che era proprietà ministeriale, è una fase di passaggio in cui appena diventa dei soci sicuramente ci doteremo di impianti fotovoltaici, perché qui l'energia che si utilizza è parecchia, e una struttura qui adiacente, che era la vecchia casa del custode, attrezzarla per degustazione e ospitare le varie gite che spesso vengono a fare visita alla cantina, e quindi trovano un posto per poi il brindisi finale, che insomma è una cosa di rito. Cosa produce la vigna che circonda la cantina? Ecco, il vigneto che circonda la cantina, che sono quasi 3 ettari di superficie, è stata messa a dimora proprio per iniziativa dei soci a suo tempo, prelevando e facendoci fornire vitigni di tutto il mondo, di tutti i continenti. Pensate che ci sono più di 500 varietà d'uva di tutto il mondo. È chiamata la vigna del mondo proprio per questo, e da cui otteniamo e produciamo già da ormai 30 anni il vino della pace. Quindi un'iniziativa che ha voluto fare l'unione dei diversi, insomma mettere assieme le uve diverse in segno proprio di pace, per come mettere assieme i popoli di tutto il mondo. Nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 anni, abbiamo affiancato questa produzione di vino della pace, che poi constava in 3 bottiglie per ogni annata, decorate da importanti attori come Bai, Music, Pomodoro e tantissimi altri, Caprile. Fare una cosa che sia più nobile da un certo punto di vista, non una mera collezione. E così ci siamo prefissi di sviluppare il vino della solidarietà,
questo vino viene messo in commercializzazione con un'etichetta semplice che ci fornirà a turno. Adesso abbiamo nominato Franco Dugo, noto artista della zona, per impreziosirla, ma il prezzo di vendita, al di là del costo puro, sarà devoluto all'ANFAS, l'Associazione Nazionale delle Famiglie che hanno familiare con disabilità mentale acuta. Quindi ci sembra una nobile cosa, insomma. Nel 1978 viene messa a dimora la Vigna del Mondo. Ben 6.000 viti di circa 650 vitigni diversi provenienti da tutto il mondo. Nel 1985 la prima vendemmia ed il primo imbottigliamento, chiamato Vino della Pace. In tale occasione, per dare più lustro all'avvenimento, è stata dedicata a questa produzione una collezione di grandi botti di rovere fatte decorare e scolpire da oltre 100 artisti di fama internazionale. In queste botti oggi viene affinato il vino della solidarietà. Il vino della pace, imbottigliato in pregiate bottiglie con etichette create da artisti prestigiosi, ogni anno viene inviato a molti capi di Stato. Altra iniziativa di rilievo è il Guinness, raggiunto con il brindisi più lungo del mondo. Nel 1992 il Papa Giovanni Paolo II viene in visita a Gorizia e in quell'occasione viene donato al Santo Padre il Vinum pro Sancta Missa, creato ad hoc secondo i canoni ecclesiastici richiesti dalla Santa Sede. Che ruolo ha avuto l'amministrazione comunale di Cormons nell'insediamento di questa cooperativa? La cooperativa produttori è nata anche grazie al sostegno dell'amministrazione comunale di Cormons, che fin dai primi anni è stata parte attiva nella creazione della cooperativa all'inizio. Successivamente si è attivata anche per individuare il territorio giusto in cui poter insediare questa azienda. Infatti non a caso è stata scelta una zona alla periferia della città, in prossimità delle vie di comunicazione, e quindi poi dopo l'amministrazione comunale ha fatto sì che quella terra scelta per edificare la struttura potesse essere edificabile, quindi modificando il piano regolatore, quindi dando tutti gli strumenti urbanistici per poter costruire lì quell'edificio che era indispensabile per la cantina stessa. I rapporti fra amministrazione comunale di Cormons e cantina produttori sono sempre stati collaborativi fin dai primi tempi e proseguono tutt'oggi. Vorrei sottolineare il fatto che, per esempio, agli sposi che a Cormons vengono a dichiararsi eterno amore, l'amministrazione comunale di Cormons dona, proprio come simbolico, una bottiglia del vino della pace che appunto sta ad indicare l'augurio che l'amministrazione fa agli sposi di una vita serena e lunga.
Che importanza ha avuto la cantina produttori nell'economia e nella visibilità del nostro territorio? La cantina produttori da sempre svolge un ruolo economico importante. Innanzitutto perché ha dato l'opportunità a oltre 150 agricoltori di Cormons e dei comuni limitrofi di avere una struttura in grado di poter lavorare l'uva e quindi di produrre il vino e di venderlo, di commercializzarlo. E quindi ha dato respiro a tante aziende che alla fine degli anni 60 indubbiamente si trovavano in difficoltà proprio per la questione dei mercati, della vendita dei prodotti, e quindi ha dato la garanzia a tante famiglie di poter continuare a lavorare sulla terra. Ancora oggi questo ruolo è fondamentale, proprio perché le bottiglie della cantina produttori vengono vendute oramai in tutto il mondo, ed è interessante sottolineare il fatto che sulle etichette sia riprodotto lo stemma della città di Cormons. Questo significa portare in giro per il mondo l'immagine di Cormons, ma dell'intero territorio del Collio e dell'Isonzo, da cui provengono i vini che la cantina produttori vende ovunque in Italia e all'estero. Oggi la cantina produttori può considerarsi tecnologicamente all'avanguardia per dare ai propri soci la sicurezza di realizzare un prodotto competitivo sul mercato con la prospettiva di un futuro certo.